Il nostro direttore di dipartimento è andato ovviamente a sporgere denuncia perché, contro ignoti, perché credo sia il caso ovviamente di stigmatizzare queste azioni che non sono certe azioni civili. Per la direzione generale dell'ULSS 2 non ci sono dubbi, quella bombola scaricata all'ingresso del lab vaccinale di Villorba non è il gesto di un ecofurbo, ma di qualcuno che vuole soffiare sul fuoco della protesta Novax, da qui la denuncia contro ignoti. Più che procurato allarme, è veramente un atto che potrebbe diventare un atto anche pericoloso, perché se la bombola fosse stata piena e fosse poi successo un contatto, qualcosa, e fosse scoppiata, evidentemente forse anche qualcuno ci rimetteva la vita. Nei miei ricordi, di solito le bombole quando si consumano vengono restituite a chi ovviamente poi le vende, perché vengono ricaricate, quindi mi pare proprio un atto premeditato. La segnalazione parte di prima mattina da alcuni operatori sanitari pronti a prendere servizio. Quella bombola posizionata a pochi metri dall'entrata del lab in via della Cartiera è quantomeno sospetta. Viene allertata la questura, pochi minuti dopo arrivano i vigili del fuoco che mettono in sicurezza l'area. Interviene anche una pattuglia dei carabinieri sul posto per seguire da vicino le operazioni il sindaco Soligo, che si vota alla massima cautela. Tutto quello che posso dire è quello, spero sia un abbandono o rifiuto come tanti altri, e qui mi fermo perché adesso le indagini sono in capo alla Digos. Primo cittadino che si rivolge direttamente al responsabile. Si faccia avanti o perlomeno si faccia capire che è un abbandono di rifiuto. Mi auguro che non sia quello che tutti sospettiamo. Nel corso della mattinata i pompieri accertano che la bombola dal peso di 15 kg è vuota e in questo momento, poco dopo le 11:30, che viene posta sotto sequestro e prelevata dagli agenti della Digos. Amaro il commento del presidente del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Ferrofini. Hanno i filmati, tutto, adesso speriamo bene. Se a voi sembra normale, che per occuparsi della salute dei cittadini dobbiamo essere in questa situazione. Il gesto, almeno fino al tardo pomeriggio, non è stato rivendicato. Sorvegliati speciali in queste ore anche i social.